Siamo con Francesca Franzin, artista che quest'anno partecipa alla 19ª edizione di Arte in Fiera Dolomite 2024 e chiediamo alla Francesca di descriverci un po' il suo percorso di crescita e da quando ha iniziato. Allora, ho iniziato facendo il liceo artistico a Treviso e poi sono cresciuta andando all'Accademia di Belle Arti a Padova, all'Accademia di Fumetto, dove sono diventata fumettista e dopo ho intrapreso questa strada che è un mix fra fumetto e arte. Ho scelto di fare i miei quadri in digitale, partendo da un iPad a foglio bianco e disegnandoci sopra. Dopo vari tentativi sono riuscita ad avere il risultato che volevo, stampandolo su tela, riuscendo a realizzare un quadro definitivo, incorniciato anche. E gli ultimi lavori che ho fatto sono stati aggiungendo pastelli ad olio, pastelli molto grezzi, dandogli una tridimensione, facendoli un po' più movimentati e foglia a oro, che poi ho scoperto che li fanno anche foglie colorati, sono tutti fogli colorati e applicandoli ai vari quadri. Bene, nel tuo percorso pensi di continuare a sviluppare questa tecnica o ti apri anche ad altri fronti, ad altre ricerche? Sì, vorrei continuare a fare altre ricerche e, se possibile, continuare a svilupparli in questa maniera, perché vedo che hanno molto successo, piacciono molto e sì. Bene, mi fa piacere. E com'è la tua sensazione, questa prima tua fiera d'arte qui a Longarone? No, bella, positiva, sì.